Sportivi di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, ben trovati con la nuova puntata di Penalty, la puntata del giovedì che parla del campionato di promozione e dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Partiamo subito perché abbiamo tante immagini da farvi vedere. Partiamo con il girone A del campionato di promozione. Si è giocata l'8ª giornata, subito il tabellino dei risultati delle partite di domenica. Bagheria Calcio 1919 Marsala 0-0, Città di San Vito Lo Capo batte Parmonval 2-1, Camarat batte Empedoclina 2-1, vittoria del Custo Palermo 2-0 contro l'Iccarense, Partini Caudace batte Casteltermini 3-2, Gemini Calcio batte Giardinellese 2-0 ed infine San Giorgio Piana Alba Alcamo 1928 2-2. Due squadre al comando nel girone A del campionato di promozione. Parliamo di San Giorgio Piana e Città di San Vito Lo Capo con 18 punti, con 16 la Parmonval, 14 punti Gemini Calcio, con 13 Camarat, 12 punti Bagheria Calcio 1919, 11 punti Casteltermini, 10 punti Alba Alcamo 1928 e Cus Palermo, 9 punti Empedoclina, con 8 Marsala e Partini Caudace, 5 punti Giardinellese, chiude la classifica l'Iccarense con 0 punti. E dopo aver parlato del girone A, adesso è la volta del girone B. Anche qui si è giocata l'8ª giornata, subito i risultati di domenica. Gioiosa Città di Mistretta 1-1, Sant'Angiolese batte Aquila 4-2, Lascari Cefalù batte Città di Galati 6-1, Nuova Azzurra Fenice Nuova Rinascita 0-0, Promende Calcio Atletico Messina 2-2, Valle del Mela Calcio San Fratello 1-1, Rosmarino batte Aluntina 1-0. Vittoria fondamentale per il Rosmarino che balza al primo posto nel girone B del campionato di promozione. La squadra messinese al primo posto con 21 punti, 18 per l'Aquila, 16 punti Gioiese, con 15 Città di Mistretta, 14 punti per Nuova Rinascita e Città di Galati, 10 punti Aluntina, 9 San Fratello, 8 punti Valle del Mela Calcio e Sant'Angiolese, 7 punti Lascari Cefalù, 5 Promende Calcio insieme alla Nuova Azzurra Fenice. Chiude la classifica l'Atletico Messina con 4 punti. Match che inizia in salita per la Polisportiva Gioiosa, minuto 5, tranchita dalla sinistra per la testa di Salerno che trafigge Garnero aprendo il match. Settimo centro in stagione per il bomber Amastratino, quarta segnatura consecutiva nelle ultime 3 gare disputate. Approfitta del buon momento l'11 ospite e qualche minuto più tardi ancora Salerno duetta con Antista, conclusione del 16 ospite, ma palla alta sulla traversa. A metà della prima frazione arriva la svolta della gara. Cide Melendez lancia nello spazio Balde, l'estremo mistrettese esce fuori dall'area di competenza, travolgendo il 9 di casa. Deciso il direttore di gara, rosso diretto e calcio di punizione per i ragazzi di Silvestri. Prima frazione che si chiuda con Comeglies al tiro, sulla traiettoria Balde non trova il tap vincente. Ripresa sotto il segno dei locali che fanno le prove generali del pari. 80 secondi e Sidoti tenta la conclusione, palla che fa il Laci, devia sulla traversa e conseguentemente in corner. Tiro dalla bandierina che diventa decisivo 2 minuti più tardi quando Comeglies in aria salta più in alto di tutti e buca la rete di Faillaci. Adesso ci prova il Gioiosa a sfruttare il momento, i locali che recriminano per un possibile fallo in aria ai danni di Balde, ma di diverso avviso il fischietto palermitano. Salerno prova a smorzare l'inerzia gioiosana, ma la sua conclusione al 55esimo è facile preda di Garnero. Sembra entrare nel vivo il match con Cid Melendez che prova il tiro dalla distanza, ma sfera alta sulla trasversale.
Ancora Gioiosa al minuto 63 con un'azione insistita, ma né Balde prima e né Trapani dopo riescono a mettere la freccia. Si cambia fronte e il prezioso Cardella prova su palla inattiva a sfruttare l'inserimento di Di Giovanni, ma il colpo di testa di quest'ultimo non solletica Garnero. Ragazzi di filetto che avrebbero l'opportunità di riportarsi avanti al 74esimo, quando un errore in uscita permette a Tarantino di presentarsi dalle parti di Garnero, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Minuti finali che ci regalano un tiro diverso all'81esimo, senza estremi problemi per Faillacci, numero 1 ospite che non corre pericoli nemmeno all'84esimo, quando Balde prova a fare tutto da solo, ma non sembra la giornata consona per il capocannoniere del campionato a secco dal 1 ottobre. Prima del triplice fischio da segnalare il rosso al tecnico Amastratino Filetto e l'ultimo tiro della contesa di Cardella che si spegne alto sulla trasversale. Finisce con il pari, primo interno del Gioiosa che aveva sempre vinto in casa in questo avvio di stagione, secondo su 4 gare esterne invece per i biancoazzurri che resistono in inferiorità numerica dimostrando il loro valore. Di certo entrambe le squadre saranno protagoniste in questo campionato fino alla fine. Il Lascari Cefalù torna a casa nel vero senso della parola, prima partita stagionale per la formazione giallorossa sul terreno di gioco del Comunale di Lascari. Si gioca contro il Città di Galati per cercare di recuperare terreno dopo un inizio di stagione a dir poco travagliato, e si comincia subito forte, lanciato sul filo del fuorigioco Danny Mocciaro che salta il portiere, deposita nella porta vuota e il gol dell'1-0 subito per il Lascari Cefalù con la firma da parte di Danny Mocciaro che dopo 6 minuti sblocca il risultato battendo il portiere Grimaldi. Poi dall'altra parte ancora il tentativo da parte del Lascari che però non si traduce. Poi però ancora l'attacco della squadra giallorossa, si lancia nello spazio Guatino Di Salvo che incrocia col destro piano piano, ma quanto basta per fare 2-0 al minuto 18. L'ex super giovane Castelbuono raddoppia le marcature, si affaccia dall'altra parte anche il Città di Galati con questo tentativo all'interno dell'area di rigore, conclusione sull'esterno della rete da parte di Parafioriti. Minuto 24, ancora attacco vivo per il Lascari Cefalù con Di Salvo sulla destra, la palla messa in mezzo per Butera che colpisce la traversata a 2 metri, ma è tutto fermo per fuorigioco. Poi minuto 28, altro tentativo, forse con un fallo inizialmente a iniziazione, con il Galati che si allarga sulla destra, la palla proposta per Serio, il quale colpisce la porta ma trova anche l'opposizione di fiducia. Poi ancora il Lascari Cefalù con Butera che questa volta alla mezz'ora a tu per tu con il portiere Grimaldi non sbaglia, 3-0. Minuto 30, segna anche il bomber, segna anche Gabriele Butera che rende ancora più dolce questo pomeriggio per il Lascari Cefalù. Poi al minuto 40 la palla ancora per Butera che fa correre Mocciaro, la corsa delle numero 7 che salta un avversario, sta per calciare ma viene fermato sul più bello dall'arrivo di un difensore. Siamo nel recupero, ancora Mocciaro col destro, la palla deviata da Grimaldi sul palo, nega il poker all'Ascari Cefalù. Allora passiamo con le immagini al secondo tempo, col primo tentativo dopo un quarto d'ora del Città di Galati, la discesa sulla destra, la palla messa in mezzo, allontana in qualche modo fiducia, poi Vicario davanti alla porta non riesce a correggere, poi però sugli sviluppi dell'angolo in qualche modo prova a salvare la difesa giallorossa sui piedi però di Truglio che riesce a metterla in rete, forse in posizione di fuorigioco. 3-1 il punteggio al Comunale di Lascari. Di fatto succede veramente poco nel secondo tempo. Minuto 81, la palla di Mocciaro per Gnoffo a tu per tu con Grimaldi che è bravo a salvare, poi ancora attacco vivo con la palla messa in mezzo, nuovamente Gnoffo va per saltare il portiere, riesce ad evitarlo, calcia col sinistro, altra deviazione ma non mancherà tempo per il calciatore della Lascari Cefalù per crearsi l'occasione per il gol. Qui riceve sullo spigolo dell'area, converge, calcia una botta col sinistro fortissima che piega le mani a Grimaldi. 4-1 l'esultanza davanti alla sua gente per Domenico Gnoffo che si sblocca, torna a segnare l'attaccante dell'Ascari. L'Ascari che qui si deve difendere dal calcio di punizione di Campisi che esce fuori
di poco, poi siamo in pieno recupero, tutta avanti il Galati, si scopre, lascia le praterie alla Ascari Cefalù, la palla per Mocciaro che scaglia dalla distanza, la parata di Grimaldi, ma occhio a questa azione, il cross messo al centro, Mocciaro con la rovesciata, col 5-1, tornano i gol con gli effetti speciali di Danny Mocciaro e sono 5 per il Lascari, sono ancora i giallorossi ad attaccare in questo finale con Mocciaro lanciato nuovamente sul filo e fuorigioco, scavalca Grimaldi col pallonetto, 6-1 per il Lascari, tripletta personale per Danny Mocciaro che torna a divertirsi con la maglia del Lascari Cefalù ed era questa l'ultima azione della partita, si sblocca la squadra di Nardi. La Promende deve ancora una volta rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. I giallorossi di Paolo Bitto, penultimi in classifica nel girone B di promozione, non riescono a centrare i 3 punti nemmeno nello scontro salvezza contro il fanalino di coda Atletico Messina, che esce indenne dall'uscire e porta a casa un punto prezioso per il morale. E sono proprio i biancoazzurri a rendersi minacciosi dopo 6 minuti con Augliera, che viene fermato dal decisivo intervento di Chiofalo. Al 10° minuto però la Promende la potrebbe sbloccare su calcio di rigore concesso dall'arbitro per l'atterramento di Antonio Impalà da parte di Previti, ma dagli 11 metri Trovato si fa ipnotizzare dal portiere che respinge. Insiste comunque la squadra di casa e dopo il colpo di testa di Salvo che si perde di poco al lato, i giallorossi passano al minuto 15 quando Chiofalo aggancia in aria l'invito di Biondo e col sinistro spedisce in rete il vantaggio per i suoi e che gli vale come prima rete in campionato. Promende che tenta di chiudere i conti, ma prima il sinistro di Impalà trova un super Previti a negargli la gioia del gol con l'estremo ospite che è decisivo subito dopo sulla botta da posizione defilata di Milanese. L'Atletico Messina non sta comunque a guardare, al 35° reclama un calcio di rigore su Augliera, il direttore di gara dice di no, mentre il piazzato di Liotta 5 minuti dopo è smanacciato in angolo dall'attento Benfatta. Nella ripresa però i biancoazzurri acciuffano subito il pareggio al minuto 52 quando l'arbitro concede loro la massima punizione per l'intervento falloso in aria di Maisano su Cuscinà, con lo stesso attaccante dello Stretto che spiazza Benfatta, firmando così l'1-1 e la sua prima rete in campionato. La Promende non si dà per vinte dopo un penalty invocato su Arena al 73° con il direttore di gara che lascia giocare. I giallorossi sfiorano il vantaggio un minuto dopo con la zuccata di Chiofalo disinnescata da un prodigioso intervento di Previti. Parata importante perché 2 minuti dopo l'Atletico Messina mette la freccia quando dagli sviluppi di un angolo a favore dei locali la squadra di Gaetano Di Maria parte in contropiede con Signorino che supera di slancio 2 avversari e serve poi lo smarcato Augliera che ringrazia a porta vuota, fa 2-1 per i biancoazzurri e secondo centro consecutivo in campionato. Ospiti che la potrebbero chiudere del tutto al minuto 89, ma il neo entrato La Rosa dice di no al destro ravvicinato di Signorino. Parata questa decisiva, infatti nel finale la Promende si riversa in avanti alla ricerca del pareggio e dopo la botta di Manuel Genovese terminata alta sulla traversa, gli ospiti rimangono anche in 10 uomini al 92° per il doppio giallo che l'arbitro rifila da Augliera per proteste. Così al minuto 96 i giallorossi conquistano il loro secondo rigore di giornata con Micalizzi e con Arena che dal dischetto spiazza con freddezza Previti facendo così Promende 2, Atletico Messina 2 e per il centrocampista di casa si tratta della seconda rete in campionato. Con questo pareggio la Promende sale in classifica, quota 5 punti e rimane in penultima posizione, mentre l'Atletico Messina si porta a 4 confermandosi all'ultimo posto. Dopo 3 sconfitte di fila il Valle del Mela torna a fare punti contro il San Fratello. I giallorossi di Gianni Colaggiunta in 10 uomini dal 12° della ripresa riescono a raddrizzare una sfida nella quale la fortuna non ha di certo dato loro una mano. L'11 di Giamoro costruisce diverse palle gol ma non riesce a concretizzarle, come al minuto 17 quando scatta Reggia, chiama d'amico agli straordinari e sulla ribattuta Rasà non trova lo specchio della porta. Bersaglio che alla mezz'ora di gioco centra invece il San Fratello quando Parisi raccoglie il cross dalla destra di Alessio
Alessio Giordano è di testa, mette alle spalle di Scibilia il vantaggio per i suoi e che gli vale come prima rete in campionato. Il Valle del Mela non ci sta e al 36esimo reclama un calcio di rigore su Sciliberto, che invece viene ammonito e sarà un cartellino che costerà caro nella ripresa al capitano dei giallorossi. Spinge la formazione di casa che in più di un'occasione sfiora il pareggio, prima con Rasà, il cui diagonale al 43esimo si perde di poco alla destra del portiere, poi con Spadaro che un minuto dopo trova un super d'Amico a negargli la gioia del gol, ed infine con Rasà, il cui colpo di testa al minuto 45 centra in pieno il palo. La ripresa si apre male per i locali che al 52esimo rimangono in 10 uomini per l'espulsione di Sciliberto, che per proteste a seguito di un rigore invocato si becca il secondo giallo della sua partita. Nonostante l'inferiorità numerica, il Valle del Mela ciuffa il pareggio 2 minuti dopo, quando il solito Scattareggia fa tutto da solo dalla destra, entra in area e col sinistro mette alle spalle di D'Amico il pallone che vale di fatto l'1-1 e il suo sesto centro in campionato. I giallorossi ci credono e al 65esimo Arrigo non trova da pochi passi lo specchio della porta. Passano 5 minuti ed è Scattareggia a trovare invece la respinta dell'estremo neroverde, che si supera anche al minuto 73 quando è decisivo a deviare sul palo la botta di Giovanni Giordano. Parate che tengono a galla il San Fratello, che nel finale cerca il vantaggio, ma prima il diagonale di Jadama si spegne direttamente sul fondo e poi all'80esimo il suo colpo di testa è smanacciato da Scibilia. Per il Valle del Mela il primo pareggio casalingo, giallorossi che salgono in classifica a quota 8 punti, mentre il San Fratello, che rimane imbattuto fuori casa, si porta a 9 punti. Abbiamo sbagliato un sacco di gol, abbiamo preso palli, traverse, però la squadra ha giocato bene. Però la cosa che mi dà fastidio è l'inadeguatezza che c'è dei direttori di gara. Abbiamo fatto 3/4 di partita in 10 per 2 simulazioni che non ci sono state, perché poteva benissimo fiscare il rigore o poteva sorvolare. È un appello che faccio alla federazione di cercare di mandare arbitri adeguati. Poi il discorso che vincere o perdere è tutta un'altra cosa, però andare a innervosire una partita che era fra l'altro fra due squadre amiche, fra due squadre che si rispettano, fra una partita corretta, che poi alla fine stava finendo pure il rissa. Voltiamo pagina e parliamo del girone C. Domenica 12 novembre si è disputata l'8ª giornata, eccoli qui i risultati delle partite. Real Aci batte Real Suttano 3-0, Santa Domenica Vittoria Belpasso FC 2014 0-0, Città di Aci Catena Caggi 1-1, RSC Riposto batte Città di Calatabbiano 4-2, Sant'Alessio batte Valdinisi Calcio 1-0, Città di Aci Sant'Antonio Villarosa 2-2 ed infine Nicosia, Aci e Galatea 1-1. Conferma al primo posto per il Nicosia, in testa con 18 punti. 17 punti per Real Aci ed RSC Riposto, 15 Belpasso FC 2014, 13 punti Città di Aci Sant'Antonio, 12 Real Suttano. Con 11 punti Aci e Galatea, Sant'Alessio e Villarosa, 9 punti per il Valdinisi Calcio, 5 per il Caggi. Con 4 punti Città di Aci Catena e Città di Calatabbiano. Chiude la classifica il Santa Domenica Vittoria con 3 punti. Sfida delicata, quella del polivalente tra Città di Aci Catena e Caggi, laddove in ballo ci sono pesanti punti salvezza. Inizio tremendamente in salita per entrambe le compagini che arrivano in promozione da tornei differenti. Cadenoti lo scorso anno retrocessi dall'eccellenza, Caggi promosso dopo la splendida cavalcata che ha visto i gialloneri trionfare dalla terza categoria fino al raggiungimento di questa promozione. Giunti alla 10ª giornata il campionato non aspetta e i punti, come dicono quelli bravi, valgono doppio. Dirige la partita il signor Armando Giuffredi Messina, coadiuvato agli assistenti catanesi Giulio Sorace e Silvestro Messina. Partiamo col film del primo tempo, prima occasione dopo 16 minuti da parte dei padroni di casa. Calcio di punizione di Cullurà, viene messo dentro, arriva una conclusione dopo la prima respinta, Furna rimpegna così Vecchio che risponde presente e la smanaccia in calcio d'angolo, minuto 23, Barrica
da sinistra cerca Cantarella, il pallone messo in area dove c'è Criado che trova lo 0-1, il Caggi in vantaggio, prima rete stagionale per il calciatore argentino, gialloneri che passano dunque sul campo delle Città di Aci Catena quando siamo a metà del primo tempo, 10 alla fine, il Caggi cross dalla destra di Santitto, arriva a Cantarella, stop e calcia di un soffio oltre la traversa, rivediamo la conclusione dal limite, il pallone che si spegne di un niente alto, minuto 45, chiudono in avanti gli ospiti, Varrica manda in corsia Santitto, la rimette dentro ancora da Varrica, stop e calcia, la respinta del portiere Pappalardo, finisce così il primo tempo, Città di Aci Catena 0, Caggi 1, decide la rete realizzata al 23esimo da Criado, minuto 52, il Caggi inizia bene anche la ripresa, Santitto riesce a trovare le vie centrali, conclude col mancino totalmente fuori misura, risponde il Città di Aci Catena, punizione di Solimene mandata in calcio d'angolo da Vecchio, il Caggi si ripresenta in zona offensiva con Criado, mette per Informante, dalla distanza in qualche modo Pappalardo la riesce a respingere, il Caggi vorrebbe chiudere il match, Criado stavolta a sinistra la mette dentro, Batticciotto col velo libera Cantarella da pochi passi, arriva un palo clamoroso e poi Pappalardo riesce a ritrovarsi il pallone, rivediamo il legno, ancora la conclusione di Cantarella, il portiere che se la ritrova di fatto lì, Varrica ancora all'83esimo dalla sinistra la mette dentro, Cantarella arma la conclusione, respinta da Pappalardo, la Cicatena nel finale, siamo al 91esimo, Gerbino per Licciardello, impena la sfera, c'è un tocco con il braccio da parte di Ricina, questo è quello che vede il direttore di gara, questo il calcio di rigore per il Città di Aci Catena che al minuto 92 con Gerbino trova il gol del pari che sa di beffa per il Caggi che torna così a casa soltanto con un punto, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Due settimane di pausa giusto in tempo per accedere al turno successivo di Coppa, riprende il cammino della Russo Sebastiano Calcio che torna in campo contro il Città di Calatabbiano. Sarà un match complicato contro un giovane e ottimo Calatabbiano. Primo squillo e di Platania su punizione. Subito dopo però la migliore chance è per Tornitore che viene servito in avanti, si libera bene ma il tiro è debole. A pungere però sono i padroni di casa, punizione dal limite affidata a Campione, tiro che passa la barriera e termina in rete. Scherzetto di Giovanni Campione che fa 1-0. Risposta degli ospiti con questo svarione che favorisce Fisichella che solo davanti a Previtera calcia forte ma centrale. Nel corner successivo, pallone respinto dal limite, calcia Manuli che trova l'angolo giusto. Andrea Manuli, golasso 1-1. E nel finale grande opportunità poi per passare in vantaggio, bravo Tornitore ad inserirsi su questo pallone vagante in aria, messo giù e calcio di rigore. Dal dischetto va sempre Giacomo Fisichella che prende la rincorsa, apre il piattone ma deve fare i conti con la super parata di Previtera che dice di no. Neanche il tempo di festeggiare, angolo battuto veloce, pennellata di Manuli per Pappalardo che da due passi di testa spacca la rete e Fono 2. Nella ripresa parte fortissima la Russo Calcio, altra super pennellata di Manuli per Fisichella che ritorna dalle parti di Previtera e stavolta non perdona, tocco morbido per l'1-3. Non si arrende però il Calatabbiano, punizione di Patanè respinta, poi grande serpentina in aria, il tocco di Castorina da dietro che lo atterra ed è calcio di rigore. Dal dischetto va poi Mirabella che spiazza Cisterna col destro ad incrociare, 2-3 e gara riaperta. Nel finale reclama un altro penalty la formazione ospite e Spitaleri ad andare giù in aria, non c'è nulla per il direttore di gara che fa proseguire. Ultimi minuti infuocati, nel frattempo entra Borzì, scambio che favorisce il suo inserimento in aria ma tiro respinto da Previtera. Minuto 94, grande break di Leonardi che avvia il contropiede di Tornitore che prima brucia il difensore in velocità, poi col destro brucia l'angolino
4-2 la firma di Vincenzo Tornitore. E sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida, che termina così. Vince la Russo Sebastiano, che vola a -1 dal primo posto e tornerà in campo domenica prossima contro l'Aci Catena. Dopo 2 settimane di sosta riparte il campionato promozione con il Real Aci che torna in campo per riscattare il pareggio per 2-2 in casa dell'Aci Galatea. Operazione insidiosa perché Granata ospita nel Real Suttano, una delle squadre rivelazione del torneo, visi 12 punti conquistati al 6° posto in classifica. Dirige l'incontro il signor Giovanni Venuto della sezione di Messina. Partenza subito sparata per il Granata che qui riconquistano palla con Sardo. Strano, serve De Emanuele, filtrante per Castelli, posizione regolare, Castelli la mette al centro per Carbonaro che colpisce il palo, le mura, controllo, prova il destro, respinge Levantino. 9 minuto, Lo Duca prova a verticalizzare, capisce tutto strano, poi De Emanuele, splendido lancio col mancino per Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro col destro, sblocca il punteggio al Totuccio Carone, Nino Carbonaro. 7° gol in 7 partite per il Bomber Granata. Real Aci 1, Real Suttano 0. Continua a pressare alto la squadra di Marcello Manca. Qui Polizia, attaccato da Strano. All'indietro da Loduca. Fermato da Lemura che gli porta via il pallone. Lemura, serve l'inserimento di De Emanuele che entra in area. De Emanuele, il mancino! Di poco a lato. Prima avanzata degli ospiti. Punizione affidata a Caronia. La mette in mezzo per Tomaselli, Governali con l'aiuto del palo e poi Sardo libera. Ancora una punizione per il Real Suttano, stavolta dal limite, la batte Tomaselli, ci mette i pugni Governali. Il cross poi di Scalici, testa di De Emanuele. Al volo Caronia che svirgola e Meli allontana la minaccia. Ancora le mura, serve Castelli, prolunga per Meli, entra in area Meli che prova la conclusione e batte il portiere realizzando il suo primo gol con la maglia granata. Il classe 2006 Nicolo Meli porta sul 2-0 il Real Aci. Scalici prova ad impostare dalle retrovie. Attaccato da De Emanuele, poi le mura recupera palla e serve ancora De Emanuele che rientra sul destro, botta da fuori, respinge Noto. Cannone avanza sull'automancino, poi si appoggia su Carbonaro. Ancora Cannone che arriva sul pallone, prova a metterlo al centro, Murato, nuovamente Cannone, in mezzo, Ferrara devia e Noto salva dall'autogol. Gli ospiti provano ad accorciare le distanze, ma qui Tomaselli si vede sottratto il pallone da De Carlo, poi le mura lo salta e verticalizza per Castelli. Castelli in velocità, entra in aria, va all'1 contro 1, rientra sul mancino, il tiro, respinto. Il pallone finisce a De Carlo che prova la conclusione a giro, ma non trova la porta. Ultime speranze per il Real Suttano di riaprire i conti. Ci prova Caronia su Piazzato, ma non inquadra lo specchio della porta. Minuti di recupero, Lopez esce bene a testa alta, palla al piede dalla difesa, serve Cerra che sventaglia sulla destra per il neoentrato Daniel Manca che va all'1 contro 1, Manca salta Levantino che lo stende in aria e calcio di rigore per i Real Aci. Dal dischetto va lo stesso Manca che spiazza il portiere e fissa il punteggio sul 3-0, realizzando anche lui il suo primo gol stagionale. Missione compiuta per il Real Aci che doveva ripartire con una vittoria dopo la sosta e così alla fine è stato. Un 3-0 senza appello caratterizzato da un grande approccio alla partita e da un secondo tempo solido sul piano difensivo.
Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione con il girone D. Interessantissimo girone, guardiamo subito i risultati delle partite di domenica. Mister Bianco Calcio batte Virtus Ispica 2020 3-0, Città di Avola batte Frigentini 2-0, pareggio tra Città di Canicattini e Mascalucia San Pio X, 3-3 il risultato finale. Megara 1908 batte SC Palazzolo 2-1, Priolo Gargallo batte Pro Ragusa 2-1, Vittoria batte Scicli 2-0 ed infine Vizzini Calcio batte Villaggio Sant'Agata 4-1. La sconfitta del Frigentini lancia a questo punto il Città di Avola in testa con il Vittoria. Entrambe al primo posto con 22 punti, 19 Frigentini, 18 Vizzini, 16 Megara 1908, con 15 Priolo Gargallo, 9 punti il Pro Ragusa insieme all'SC Palazzolo, 8 punti lo Scicli, 7 punti Mister Bianco Calcio e Città di Canicattini, con 3 Villaggio Sant'Agata. Chiudono la classifica il Mascalucia San Pio X con 2 punti e la Virtus Ispica 2020 con 0 punti. L'unica sconfitta fin qui rimediata nella gara di ritorno di Coppa Italia non ha influito sul morale né tantomeno sulla qualificazione dei biancorossi che hanno staccato il pass per i quarti di finale. In campionato invece l'unico pareggio in casa del Frigentini determina un grande equilibrio tra Vittoria, Frigentini ed Avola, terzetto in vetta alla classifica del girone D di promozione. Scorgiamo l'11 titolare scelto da mister Danilo Ruffini in vista della 10ª giornata di campionato che oppone il Vittoria allo Scicli davanti all'Euci, difesa 4 con Alla Nardes e Russo a presidiare le corsie laterali, Pettinato e Dioppa al centro della difesa, Leggio, Santana e Pira in mezzo al campo, D'Agosta e Cabrera a supporto della punta di riferimento Cannarozzi. Arbitra Giuseppe Daguanno della sezione di Marsala, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pernice di Marsala e Francesco Catalano di Trapani. Andiamo a scorgere appunto il film della partita, gara che perde subito uno dei protagonisti, Pira. Fortuitamente forza a freddo ha un risentimento di natura muscolare e deve dare forfait al suo posto. Floridia all'11esimo, occasionissima per il Vittoria, Cannarozzi sradica un pallone destinato sul fondo, Alla Nardes mette in mezzo per Cabrera, l'indecisione se tirare o meno si rivela decisiva e così sfuma una potenziale palla gol. Al 13esimo ci prova Cannarozzi, ma la sua conclusione viene facilmente controllata dal portiere. Al 21esimo sfonda sulla destra senza chiedere permesso Alla Nardes, pallone messo in mezzo che va solo spinto in rete da Fabio D'Agosta, che però calcia debolmente tra le braccia del portiere. Forcing arrembante dei padroni di casa che insistono. Al 25esimo azione insistita di Floridia, palla in mezzo per Cabrera, palla allontanata sulla linea di porta anche con un pizzico di fortuna da parte della retroguardia ospite, e il preludio al gol che arriva al 26esimo. Santana lavora un buon pallone sul lato di destra, l'onnipresente Alla Nardes scodella in mezzo dove Davide Floridia tra una selva di gambe mette all'angolino e l'1-0 per il Vittoria, meritato e più che legittimo. Al 34esimo sugli sviluppi del calcio d'angolo dalla sinistra, battuto da Francesco Russo, incornata vincente di Lorenzo Leggio che porta a 2 le marcature del Vittoria. Al 40esimo Floridia fa tutto da solo, diagonale che si spegne a lato. Ultima opportunità di un primo tempo controllato piuttosto agevolmente dal Vittoria, avanti di 2 gol su uno Scicli troppo abbottonato e propenso più a difendersi che a rispondere colpo su colpo. Passiamo alle emozioni della ripresa. Al 13esimo secondo cambio tra le file biancorosse, dentro Oki Mohamed finisce la partita di Santana. Al 19esimo terzo cambio operato da mister Ruffini, Dio prende il posto di Cannarozzi. Alla mezz'ora di gioco proprio Dio minaccia la porta di Barbera con una conclusione d'un soffio al lato. Al 35esimo Giuseppe Sferrazza subentra al posto di Cabrera. Al 41esimo l'incontenibile incedere di Dio che parte dalla sinistra, si accentra e impegna Barbera al grande intervento. Vittoria che legittima il proprio vantaggio attaccando. Al 42esimo piazzato di Fabio D'Agosta, palla che si perde ad un soffio al lato. Al 43esimo dal cambio di gioco di Russo per Dio, pallone alto fuori misura. Al 44esimo quinta ed ultima sostituzione con Fabio Campanaro che prende il posto di Leggio. Non accade più nulla fino al triplice fischio di chiusura. Il Vittoria festeggia la sua 7ª
vittoria in campionato sono 22 punti, gli stessi del Città di Avola, che nel match di cartello contro il Frigentini la spunta per 2-0 con le reti di Pandolfo e Germano. Dallo stadio Gianni Cosimo di Vittoria è tutto, appuntamento alla prossima, ancora tra le mura amiche con il Megara che renderà visita ai biancorossi. Durissima, perché siamo rimasti in 10 dopo 7-8 minuti dall'inizio del secondo tempo per un fallo. Una pedata stupidissima di Ferla, e questi atteggiamenti non vanno bene, perciò bisogna migliorare su queste cose. Non possiamo permetterci di restare in un 10 per una stupidaggine del genere. Per il resto sapevamo di incontrare una squadra giovane come noi, che esprime un buon calcio, e faccio i miei complimenti al Pro Ragusa, perché comunque sia aveva 2006 titolari, altri 2006 in banchina, perciò non è facile. Vanno i miei complimenti a tutta la società del Pro Ragusa per il calcio che esprime e per l'ideologia che ha come a noi di valorizzare i giovani. Dispiace, perché secondo me non meritavamo di uscire oggi sconfitti senza punti. La squadra ha dato tutto, soprattutto il secondo tempo. Abbiamo avuto 2 indecisioni nel primo tempo, dovevamo stare un po' più attenti, non si può prendere gol sul lancio del portiere 5 contro 1, quindi su una palla libera, quindi dovevamo stare un attimino più attenti a leggerla meglio questa situazione. Il secondo tempo l'avete visto tutti, siamo stati 45 minuti nella loro metà campo, potevamo pareggiarla, magari se l'avessimo pareggiata magari la potevamo anche vincere, perché loro ormai fisicamente avevano mollato, anche un po' mentalmente, perché avevano avuto tanti ragazzi con i crampi, quindi abbiamo provato di rimetterle in piedi in tutte le situazioni. Non ci siamo riusciti, ahimè, pazienza, sarà sicuramente, cercheremo di fare meglio la prossima partita e di andare a lavorare magari meglio su quelle situazioni dove abbiamo sbagliato. Bisogna saper fare anche queste partite di sofferenza, perché abbiamo sofferto, e stare lì, però non posso che essere entusiasta dei miei ragazzi per quello che hanno dato anche nella sofferenza, soprattutto nella sofferenza. La strada è quella giusta, perché non sempre si può dettare il gioco, noi siamo abituati a dettare il nostro gioco, a dettare i nostri ritmi, però ci sono partite come questa che devi stare invece al gioco degli altri, stare lì, lottare palla su palla, e poi comunque c'è da dire anche che chi è subentrato ci ha dato una grossa mano, questo Giovanni, Bonaccosso, Magnano, perciò quelli sono i 3 punti, li abbiamo presi soprattutto per quelli che sono subentrati, e faccio i miei complimenti. Siamo una squadra giovane, giochiamo sempre comunque per ottenere il massimo, è normale che l'obiettivo nostro e della società è quello di salvarsi quanto prima. Poi tutto quello che riusciremo a fare in più sarà tutto di guadagnato sicuramente. Dopo aver visto il quadro completo del campionato di promozione, adesso risultati, classifiche ed immagini del campionato di prima categoria.
I neroverdi di Cambria incappano in una giornata poco fortunata, colpiscono per 3 volte anche la traversa e sciupano diverse palle gol, come al terzo minuto quando la Spada col destro dal limite non c'entra di poco lo specchio della porta. Al 22esimo invece la punizione di Gentilesca sfiora di un soffio la traversa. Insiste il Monforte che prima ci prova con Murò, ma il suo destro è ribattuto dalla difesa gialloverde e poi reclama anche un calcio di rigore per un tocco di mano in aria da parte di Lucarelli, sul quale però il signor Quattrotto lascia giocare. Lo Stefano Catania non sta comunque a guardare dopo la conclusione di Federico Calabrò che si spegne sull'esterno della rete. I gialloverdi passano al minuto 37 quando Trifilò con un preciso diagonale dal limite supera Celona portando in vantaggio i suoi e siglando così la sua prima rete in campionato. Il Monforte non ci sta e al 41esimo la potrebbe subito pareggiare, ma la traversa ferma prima il colpo di testa di La Spada. Con l'azione che prosegue la palla che controllata da Tricamo giunge a Gentilesca che pesca in aria Dama, il cui colpo di testa si spegne ancora contro i legni della porta difesa da Abbate. Gli sforzi dei locali però vengono premiati nella ripresa quando al minuto 3 Bomber Dama da pochi passi spedisce in rete il pallone che vale di fatto l'1-1 e il suo quinto centro in campionato. Nell'azione proteste dello Stefano Catania per un presunto fallo dello stesso Dama su Fazio, ma per il fischietto di Messina non ci sono gli estremi per concedere la punizione. La rete galvanizza il Monforte che tenta di trovare subito il vantaggio, ma il tiro di La Spada al 50esimo non c'entra il bersaglio grosso, mentre il tiro cross di Dama 6 minuti dopo attraversa tutto lo specchio della porta e finisce fuori. Lo Stefano Catania risponde al 60esimo con il colpo di testa da parte di De Pasquale che costringe Celona agli straordinari. Poi però il Monforte torna a spingere sfiorando a più riprese il gol. Al 68esimo il destro di Dama finisce sull'esterno della rete. Al minuto 81 Tricamo di testa centra la traversa con Dama che sulla ribattuta trova il muro gialloverde a salvare tutto. Quindi 5 minuti più tardi il sinistro di Gentilesca è disinnescato in tuffo da Abbate, mentre al 90esimo la botta del rientrante Venuti sorvola di poco la traversa. 4 minuti dopo da registrare l'espulsione di Carmelo Torre per lo Stefano Catania che si becca il secondo giallo della sua partita per l'intervento falloso su Venuti. Dalla punizione seguente la zuccata di Tricamo non sortisce il gol vittoria sperato. Con questo pareggio il primo stagionale il Monforte sale in classifica a quota 22 punti e viene agganciato al primo posto dalla città di Villafranca, mentre lo Stefano Catania si porta a quota 4 punti e rimane in ultima posizione. In un derby che non passerà alla storia per le forti emozioni, il Terme Vigliatore centra una pesantissima vittoria contro un Rodi Milici che, nonostante le numerose defezioni, avrebbe certamente meritato qualcosa in più. E sono proprio gli ospiti a provarci subito con Gabriele Torre, il cui destro al 6° minuto trova la pronta risposta di Munafò. Rossoblu che al 10° troverebbero anche il gol con Puglisi, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Il Terme risponde al minuto 22 con la zuccata di Garofalo che non c'entra di poco lo specchio della porta. Poi però il Rodi Milici torna a spingere al 24esimo, reclama un calcio di rigore per un tocco col braccio in aria di Garofalo. L'arbitro lascia giocare tra le proteste ospiti. Ancora rossoblu minacciosi in 2 occasioni, al 35esimo con Celi il cui destro è murato dalla difesa giallorossa e 2 minuti dopo è invece l'estremo di casa Munafò a fermare fuori dalla propria area di rigore l'iniziativa dei rodiesi, ma al 41esimo gli ospiti rimangono in 10 uomini per l'espulsione di Caliri che si becca il secondo giallo della sua partita per il fallo su Cucinotta. Superiorità numerica che il Terme sfrutta appieno nella ripresa quando al minuto 50 Garofalo gira alle spalle di Fazio l'angolo di Calamoneri, facendo così Terme Vigliatore 1, Rodi Milici 0 e per il difensore giallorosso si tratta della prima rete in campionato. Nell'occasione viene espulso anche il vice allenatore degli ospiti Claudio Longo per proteste e deve seguire la partita fuori dal rettangolo di gioco. Il Rodì comunque prova la reazione, ma i tentativi di Catalfamo al 20esimo e di Celi un minuto dopo non producono il pareggio sperato. Al 31esimo invece il Terme Vigliatore la chiude con bomber Antonio Torre che approfitta di un generoso regalo degli avversari e col destro non perdona Fazio, facendo partire così i titoli di coda sul derby. Per Torre invece 302esimo gol in carriera, il terzo consecutivo
consecutivo, sesto complessivo del campionato. Con questo successo il secondo casalingo, quinto complessivo, il Terme Vigliatore sale in classifica a quota 18 punti e si conferma al terzo posto in solitaria, mentre il Rodi Milici alla seconda sconfitta di fila rimane fermo a 7 punti. Dopo il brillante successo per 0-3 in casa dello Zafferana, la Crongiare torna regionale davanti al suo pubblico per la sfida contro i Giardini Naxos. La prima iniziativa del match è del Giardini, qui il rilancio lungo dalle retrovie, verso Pafumi, ottima la sponda per Mazzeo che ha spazio per spingere a sinistra, l'assist per Rizzo, la conclusione, alta sopra la traversa. Immediata risposta dei padroni di casa, punizione interessante affidata a Sottile. Va il numero 10, centra la barriera, proteste per un fallo di mano. Il pallone finisce a Spartà che prova il destro da fuori e sblocca subito il punteggio. Al 12esimo il Giarre è già in vantaggio col primo gol stagionale di Peppe Spartà, rientro dall'infortunio. Un missile di destro imparabile per il portiere e l'esultanza del difensore centrale sotto la curva giarrese. Ancora gialloblu in attacco, Sottile. Tutti i palloni passano da lui, serve Gulisano. Gulisano prova la battuta, blocca a terra indelicato. Corner per gli ospiti, lo batte Mazzeo, allontana Gulisano. Poi Barresi, controlla, prova a riallargare sempre verso Mazzeo, capisce tutto Marino che può far partire il contropiede del Giarre. Marino prolunga per Sottile, cerca il recupero Barresi, Sottile si accentra, ancora Sottile, la conclusione dal limite! Che batte il portiere e il raddoppio del Giarre, ancora Massimo Sottile, sesto gol in campionato, non si ferma più l'attaccante giarrese. Mezz'ora di gioco, Marino serve Sottile, 1-2, ancora Marino, attacca la porta Marino, stesso al limite dell'area da Rizzo, calcio di punizione per il Giarre, sul punto di battuta va Giuffrida sul palo del portiere, si salva in qualche modo indelicato. Giardini che soffre tanto il pressing del Giarre, qui Palermo recupera palla, la serve a Sottile. Sottile allarga benissimo per Magri che spreca malamente calciando di prima intenzione. 55esimo, Fazio alza un campanile in direzione di Gulisano che lotta, poi subentra Palermo che riesce a saltare un avversario. Palermo allarga su Sottile, Sottile il traversone per Marino al volo, colpisce Mazzeo con la mano e calcio di rigore per il Giarre. Calcio di rigore per il Giarre. Dal dischetto va Gulisano. Parte Gulisano, pare indelicato, arriva Sottile che ribadisce in rete, doppietta per Massimo Sottile, fanno 7 in campionato, 3-0 per il Giarre. Palermo va al lancio lungo a cercare Gulisano, solito duello aereo con Ciaccio, poi Marino, Sciuto, lotta fisicamente, riesce a servire Marino, uno sguardo a Cannella che è completamente libero a destra, Cannella può avanzare, ancora Cannella, il diagonale che fa la barba al palo. Prova ad accocciare le distanze ai Giardini, Rizzo vede l'inserimento di Mazzeo e lo serve. Mazzeo, il cross basso per Bevacqua che colpisce debolmente, è facile per Nicotra. Punizione in favore dei giarresi, la batte a sorpresa Palermo che cerca Gulisano sul secondo palo che in spaccata non trova la porta. Battute conclusive del match, Cannella serve Sciuto, bel lancio in profondità per la velocità di Ruggeri entra in aria, il mancino di poco fuori. Un 3-0 netto e meritato quello che l'Acron Giarre rifila al Giardini Naxos, una prestazione solida e concreta che non ha lasciato scampo agli avversari. 3 punti che consentono ai giarresi di mantenere il primato insieme a Casalvecchio e Santa Venerina, entrambe vittoriose in questo ottavo turno. Nel momento in cui affronti l'ultima in classifica un pochettino rischi di avere un pochettino di stimoli in meno, però allo stesso tempo siamo entrati in campo col giusto piglio e allo stesso tempo siamo riusciti a segnare 3 gol subito. Purtroppo subendo quel gol e il 3-1 un pochettino ci siamo disuniti e allo stesso tempo dovevamo forse difendere meglio di squadra, cosa che sicuramente faremo nei prossimi impegni, allenandoci al meglio in settimana per affrontare appunto le prossime sfide che saranno molto impegnative. La classifica ancora non
non recita, diciamo, tutto quello che potrà dire a fine anno. Di sicuro dopo il girone d'andata potremmo fare, diciamo, potremmo dire qualcosa in più. Infatti noi ora affronteremo 4 squadre di assoluto livello e quindi appunto quando finirà il girone d'andata trarremo, diciamo, le somme e potremo appunto dire a che punto siamo. Quest'anno non ci nascondiamo, vogliamo fare sicuramente un campionato di vertice. Di vertice ovviamente non vuol dire che dovremmo arrivare prima, ma faremo di tutto, in tutti i modi per arrivarci. Ovviamente c'è molto da lavorare perché, diciamo, non si va col pilota automatico, diciamo. Dobbiamo sicuramente settimana limare tutte quelle negatività che ancora fanno parte della nostra squadra, che possono essere diversi aspetti, difensivi, offensivi, lo saprà il mister meglio di noi. Lavoreremo per arrivare ad aprile nel migliore dei modi. Abbiamo fatto la nostra, abbiamo giocato e abbiamo vinto, dai. Abbiamo portato i 3 punti a casa, l'importante era questo. Partita dopo partita sarà sempre una guerra, dobbiamo continuare così e andare avanti. È un girone abbastanza equilibrato, di tante squadre organizzate e fatte in modo competitivo, tra cui anche noi siamo, diciamo, la nostra. Ecco. Diciamo che comunque la squadra i primi 20 minuti poteva fare un pochettino meglio, dobbiamo comunque lavorare col mister, essere presenti in tutti gli allenamenti per poter comunque raggiungere il nostro obiettivo. Ovviamente oggi ci trovavamo di fronte a una squadra molto più attrezzata che ha dimostrato, come ho già detto nei primi 20-30 minuti, comunque la propria superiorità, però nonostante tutto noi con molta voglia di lavorare possiamo comunque andare avanti e compattarci sempre di più. Gli obiettivi arriveranno col mister che ci saprà sicuramente guidare verso una salvezza, speriamo anche un po' più tranquilla. Abbiamo battuto il Furci senza alcun dubbio, senza poter rischiare niente praticamente, abbiamo fatto una bella prestazione. Mi sono trovato con più corsa nel secondo tempo e sono riuscito a fare gol grazie al mio compagno di squadra, Gabriele Muzio, che di solito non la passa mai la palla. Sì, abbiamo una rosa ampia, tutti i giocatori validi, siamo 20 ragazzi, un gruppo fantastico che ci vediamo tutti fra di noi. Se fosse stato un altro a entrare sarebbe stato lo stesso. Secondo me ogni partita abbiamo creato tante occasioni, magari a volte entrava, a volte no, ci siamo presi quello che comunque ci meritavamo. Un eccellente secondo tempo consente al Campanarazzo di fermare il Città di Palagonia, primo in classifica del girone di prima categoria, e riscattare in parte la seconda sconfitta stagionale patita in casa della Rinascita Netina, guarda caso proprio l'altra formazione di Noto che nel primo turno di campionato si impose a Mister Bianco per 2-1. A fronte di tante assenze, Anfusio e D'Arrigo, gli attaccanti titolari, e poi Michele Fazio, Signorino, Abate Di Bella e Contarini, ma anche l'infortunato di lungo corso Mirabella, i mister bianchesi vanno sotto in un primo tempo a tinte biancorosse. La capolista detta il gioco e crea diverse palle gol contro una sola dei padroni di casa. Poi il cambio di passo nella ripresa da parte di questi ultimi. Dunque, inizio partita, Palagonia subito all'offensiva, su calcio d'angolo di Gomez la gira all'incrocio Sant'Angelo che coglie il legno. Caruso e qualche centimetro in lungo sulla palla, su imbucata di Moschetto, poi rendono il gioco facile per Tomaselli. Quindi Gomez per Mauro che prolunga su Caruso, la palla finisce a fil di palo e il Campanarazzo rischia, provando a non farsi schiacciare ulteriormente quando, alla ricerca di profondità, al minuto 28 Motta va lunghissimo e a vincere il duello con l'incerto Ricordi e Milazzo, il quale con un destro a mezza altezza va vicinissimo al vantaggio provando a sorprendere gli ospiti. Ancora ospiti però e ancora da corner di Gomez schiaccia Mauro che trova fondo campo. Alla 38esimo lo stesso ispiratore delle palle native fa centro, senza tocchi rifinitorio in area di rigore.
Calcio di punizione sinistro da oltre 20 metri in diagonale, Palagonia in vantaggio anche se resta il dubbio di una possibile lieve correzione di Moschetto. Attribuiamo comunque il gol a Gomez, biancorossi avanti per 1-0 al termine della prima frazione al Toruccio Lapiana. Altra storia alla ripresa, spinge Palmeri a sinistra, cross in mezzo e allontana Costanzo. Molto Campanarazzo, qui la partita si trasforma a tinte nere, maglie per l'occasione indossate dai mister bianchesi. Un cambio dalle parti di Tony Sapienza, il vice del tecnico Primo Rivoli squalificato e scalpitante in tribuna. Testa rileva Gelardi dopo 10 minuti. Milazzo intanto su punizione del limite sbatte sulla barriera di un Palagonia sempre più sulla difensiva ma in realtà lontano dal concedere spazi dentro i 16 metri. Capitan Gianfranco Russo poi coordina qualche spunto interessante e lo fa per, eccoli, i due neoentrati dell'inizio del secondo tempo, Giustolisi in campo al posto di Giuca, così come Maugeri in campo per Miraglia. Ma niente di fatto. Poi altra iniziativa di Russo con anticipo su tentativo di involata a rete di Milazzo. Un anticipo provvidenziale. Quindi attenzione al 28esimo, cieli dalle retrovie per il no look di Danilo Fazio centralmente. Giustolisi mette anzi a Pennisi che si batte in un rischioso retropassaggio per Costanzo. L'arbitro Puglisi di Catania assegna punizione a 2. Giustolisi prima e Milazzo dopo trovano un muro ospite sempre più preso a picconate col passare dei minuti. Fino al minuto 76 quando Edoardo Sapienza la pennella perfettamente dal cielo per Danilo Fazio che fa valere di testa i suoi centimetri e con rabbia ma con estrema precisione la accompagna in rete per il meritatissimo 1-1. A un quarto d'ora dalla fine premiati gli sforzi del Campanarazzo con il secondo gol in campionato dell'esperto difensore, il secondo di fila perché la settimana precedente ha timbrato il tabellino marcatori nella trasferta di Noto persa per 2-1. Gugliuzzo per Milazzo è l'ultimo cambio di giornata, una domenica in cui c'è il tempo per un brivido finale firmato dal Palagonia che prova a vincerla per rinsaldare il primato comunque non in discussione. Ma Tomaselli risponde alla grandissima Suiallo da distanza ravvicinata dopo un calcio piazzato spedito nel mucchio dal solito Gomez. All'arresto ci pensa Celi che libera e va pulito sul pallone per l'1-1 finale che consente al Campanarazzo di salire al quinto posto con 12 punti. Domenica al Seminare di Catania, trasferta contro l'Atletico. Classifica interlocutoria, quella del Sant'Anna Enna che allo stadio Greca di Pergusa riceve l'Aragona in vetta al girone insieme a Niscemi e Serra di Falco. I rossoblù che fin qui hanno ottenuto 8 punti con una vittoria si avvicinerebbero alla zona playoff, ma un risultato negativo caccerebbe i ragazzi di mister Orlando nelle retrovie del campionato di prima categoria. Scorgiamo l'11ennese che schiera Patri Nicola in porta, Bonanno, Dottore, Legnano, Imbrosiano, Di Stefano, Polito, Francesco Riccobene, Simone Riccobene, Richiusa e Menso. A disposizione Matraxia, Maesano, Frazzetto, Algozzino, Campione, Guagenti e Tricarichi. Arbitra la partita il signor Sandro Antonio Arena, sezione di Catania. Inizia il film del primo tempo al terzo, occasione Aragona dalla distanza. Iatta termina sul fondo la sua chance al 17esimo, palla in profondità di Polito per Riccobene che calcia e manda in rete e il gol che vale l'1-0. Il Sant'Anna sblocca così il risultato. L'Aragona prova a reagire al minuto 21, c'è un calcio di punizione, Iatta la batte e serve così Biancola, destro potente, pallone alto oltre la traversa al 39esimo, la punizione ce l'ha invece il Sant'Anna con Polito, respinta dai pugni dell'estremo difensore. L'Aragona chiude in avanti la prima frazione, Biancola per Bellomo, atterrato così da Richiusa, secondo il direttore di gara, vale un calcio di rigore. Zammitto dal dischetto non sbaglia, gonfia l'incrocio a incrociare e il gol che vale l'1-1.
4-1, ancora al 47esimo Zammitto che va a vincere un rimpallo, prova ancora una conclusione, una sassata imparabile il portiere, resta a guardare, doppietta di Zammitto nel giro di 2 minuti e l'Aragona è avanti, ha ribaltato il Sant'Anna Enna, inizia la ripresa, subito l'Aragona, Zammitto respinge Padre Nicola, sulla sfera ancora Zammitto, la mette dentro su Bellomo di testa, mette sul fondo, doppia espulsione. Quando siamo al 58esimo entrambe le formazioni infatti restano in 10 uomini, il Sant'Anna prova a riaprire la partita, Polito da sinistra sempre molto sgusciante, la mette dentro, non riesce Di Stefano da buona posizione a battere Palumbo, poi la punizione di Riccobene al 70esimo trova lo stesso Palumbo bravo a volare e a sventarla in calcio d'angolo. Al minuto 70 però Zammitto in azione personale prende l'area di rigore, cerca un mancino in 2 tempi, Padre Nicola 81esimo, Zammitto parte a destra, riesce a passare sul primo avversario, ancora Zammitto se la porta sul mancino e poi con la puntina sul primo palo dove non c'è nemmeno lo spazio riesce a trovarlo, fa 3-1 e fa tripletta, ma la sua giornata di grazia si conclude al minuto 83, la ripartenza dell'Aragona trova Iatta, trova lo stesso Zammitto che fa poker personale e cala il gol del definitivo 4-1, finisce così infatti a Pergusa, il Sant'Anna Enna cade contro la capolista Aragona che passa 4-1 nel segno di un grande Zammitto, autore di un poker personale. Con il consueto spazio dedicato al campionato di prima categoria chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty, in onda come al solito sul canale 19 di TVM Palermo ogni giovedì a partire dalle ore 22, ma siamo anche visibili come al solito grazie alla tecnologia dell'HBB TV, sempre di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, ma anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché sulla pagina Facebook Penalty. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.